Prima prova dell'esame di maturità. Intanto che impressione hai avuto? L'impressione è quella di un esame abbastanza difficile da affrontare, nel senso che non sei abituato a fare un certo tipo di scelta, perché hai molti tipi di temi fra cui scegliere, comunque hai anche abbastanza tempo con cui ragionare su quello che preferisci fare. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la traccia D, che era il tema a carattere generale, era sulla Costituzione, soprattutto in relazione all'uguaglianza sostanziale, all'articolo 3 della Costituzione, e insomma bisognava sviluppare un tema riguardo al tema dell'uguaglianza formale, l'uguaglianza sostanziale. Io ho scelto la tipologia A, quindi analisi del testo, era un brano tratto dal Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. È un autore che non abbiamo studiato, è un autore che di solito non si studia, e questo forse ha facilitato, nel senso che le domande erano molto concentrate sul testo proposto più che sull'opera nel suo complesso. In linea di massima vi aspettavate queste tracce? Ma sì, in realtà avevo guardato su internet i pronostici, comparivano vari autori, però compariva effettivamente anche qualcosa sulla Costituzione. I tuoi compagni di classe che traccia hanno prediletto? Io ho visto molti saggi brevi, molti artistici letterari, qualcuno ha scelto anche il tecnico scientifico. In linea di massima forse si sono più concentrati sulla prima tipologia, insomma sull'analisi del testo. La vostra leva probabilmente sarà l'ultima che svolgerà l'esame di maturità con questa formula. Ti senti privilegiato o forse penalizzata? Ma la nuova formula a me sembra quasi piacevole, nel senso che hai un lavoro in meno da fare, che è quello della tesina di maturità. Anche le prove scritte cambieranno, toglieranno la famosa terza prova, che per noi è un peso non banale. Un pronostico sull'esito della maturità? Non si sa, incrociamo le dita, speriamo bene, dai, il lavoro c'è, speriamo insomma di avere anche dei buoni risultati, dai, sì.